è simpatica, e quindi possiamo aprire le linee. Se non c'è nessuno che telefona, io dovrò purtroppo parlare di cose non piacevoli nell'ambito della sanità, perché abbiamo un segnale che da una regione, non dico quale perché è inutile che anticipi dei fenomeni che non riguardano le mie attenzioni. Abbiamo già una chiamata, bene, sospendiamo questo mio discorso e entriamo subito a sentire il neo arrivato, che è benvenuto. Da dove e come si chiama? Da Bergamo, mi chiamo Mario. Oh, ciao Mario, da Bergamo, che è una bella città. Io ogni tanto passo nella Valle Brembana a vivere qualche tempo in pace. Io è tanto che seguo lei, è veramente bravo. Però volevo fargli questa domanda. Però mi preoccupa, dai, forza. Sono un po' nel panico. Io volevo fare una... cioè io ho letto tutto quello che ha fatto Maroni sulla sanità. Siamo 3 o 4 amici, vorremmo fare una comunità. Cioè, non so come si fa, siamo in 3 e vogliamo spenderci per questo. Io volevo venire in regione per vedere qual è il percorso, quale richieste posso fare, se posso venire da lei, non lo so. Vediamo. Allora, io per mia fortuna non sono più in regione, perché oggi è diventata complicata la cosa, no? Hai visto che le cose sono molto complicate da governare con un sistema centrale che dipende fondamentalmente dalle volontà di chi fa eleggere certi uomini che poi dopo si prostrano ai desideri di chi li ha voluti eletti. E quindi anche il riflesso ovviamente romano va sicuramente anche in ambito lombardo, tant'è vero che abbiamo avuto dei tagli longitudinali già nei tempi di Balduzzi, al quale io mi sono opposto e quant'altro. Però per darti una risposta, ed è per questo che ti dico per fortuna non sono, perché è compito arduo essere in regione oggi, è veramente compito arduo con questo governo instabile, perché non è così stabile, è sempre che va per la fiducia e fino a quando ce l'ha è apparentemente stabile, ma poi dopo con l'instabilità di governo mi spiegavano le industrie eccetera che non investono, non vogliono investire in ambiti instabili, e gli ambiti più stabili invece sono altri dell'Europa, che sono voluti anche dalla politica per ridurre le regioni di secondo livello, quasi colonie dell'asse franco-tedesco, che io scherzavo dicendo che non ce l'hanno fatta col Panzerfaust, ma ce la fanno col Panzer Euro. Io credo che tu debba rivolgerti in regione e tu debba rivolgerti che obiettivo ha la comunità? Che obiettivo ha la comunità? Che cosa vorreste fare? Perché comunità sono tante, che cosa vorreste fare? Il nostro amico non è più con noi, ci stava ascoltando per telefono, lo invitiamo a richiamare per riprendere l'argomento. Sentiamo l'altra telefonata allora, regia, così cortesemente. Pronto? Pronto, eccomi qua. Eccoci, ciao Luciano Baraggia. Baraggia, come stai? Bene, tu tutto bene? Tutto bene, andiamo avanti. Cioè, tutto bene, insomma, tutto bene per noi. Per i cittadini italiani in generale non è proprio così. Direi di no, ma io a parte sono ottimista, quindi anche se le cose vanno un po' così, io sento che va molto bene. Io un po' meno di prima, però coraggio, insomma, fammi coraggio. Coraggio, avanti, siamo giovani, avanti. Dai. Ascolta, niente, a parte i soliti elogi per la sanità lombarda, fiore all'occhiello e tutto, ma io so che sono uno che pensa, ripensa, macchina, eccetera. E una cosa che non riesco a capacitarmi, no, è questa, diciamo, questo legame che c'è col discorso delle chirurgie bariatriche. Tu sai bene che ormai queste strutture si stanno diffondendo a macchia d'olio, macchia di leopardo, chiamalo come vuoi, arrivano questi pazienti da fuori regione, chiaramente abbiamo dei costi da supportare. I cittadini lombardi chiaramente poi hanno la lista che si allunga per altri tipi di interventi, e quindi quello che non riesco a capacitarmi è proprio questa, diciamo, tra virgolette, volontà, no? O questa voglia o questa imposizione di andare a fare degli interventi che, scusami se lo dico, però una chirurgia bariatrica è un intervento a volte di tipo estetico, non soltanto funzionale, quando magari abbiamo un nostro povero cittadino che magari invece ha delle operazioni più importanti da fare che riguardano prettamente la salute e si trova un attimino con la lista bloccata, con i tempi di attesa un po' lunghi. Ecco, su questi argomenti io, se fossi in regione, sarebbero argomenti che andrei un attimino a sfogliare, cioè diciamo nella nostra eccellenza
a portare ulteriori miglioramenti. Certo, se poi mettiamo il discorso economico. Ho capito. Grazie. Ti rispondo in questo modo. In regione abbiamo un'altra telefonata, dopo ti rispondo. Sì, forse è il nostro amico di prima di Bergamo? No, sono della provincia di Varese. Benissimo, che bella vocetta, grazie. Come ti chiami? Gabriella, dimmi. Sanità Lombarda. Sì. Allora, perché i medici ospedalieri, e ce ne sono tanti bravi, ma veramente bravi, devono guadagnare molto, molto meno di quanto guadagna un barbiere di Camera o Senato? Mi risponde? Sai, è una bella domanda provocatoria. Allora, prima io dovrei rispondere a quel nostro amico bergamasco della comunità, perché se io non so che cosa fa la comunità, vado a occhio. Se è una comunità di volontariato, deve andare nell'assessorato della solidarietà e quant'altro a prendere informazioni su questo argomento, perché io ho una competenza relativa nell'ambito del sociale, hai capito? Quindi assessorato al sociale e alla famiglia. E questa è la prima cosa. C'è un'altra telefonata, mi dice la regia. Ecco, allora lo sentiamo e poi dopo rispondo. Ecco, pronto? Eccomi qua. Mi interessa sapere che cosa volete fare con la comunità, perché ci sono tante comunità con obiettivi diversi, no? No, c'è una dottoressa che è andata in pensione, noi siamo 3 volontari e vorremmo costituire una comunità per dare una mano alle persone in difficoltà. Bravi, voi sapete che è la nostra forza, ho capito. Quindi siete sul sociale, all'assessore Cantù del sociale, e quindi ai suoi uffici, se ti rivolgi ti danno sicuramente le linee guida. Ok? Benissimo. La ringrazio. Prego, ma scherzi. Allora, arriviamo prima al discorso, l'ultimo che mi ricordo è questo del barbiere che guadagna di più di un medico molto bravo nell'ambito nostro. Questo bisognerebbe chiederlo ai romani, perché chiaramente questa è una tradizione antichissima che va da lungo tempo, e si vede che, sai, il barbiere è pericoloso, se non lo paghi poco magari ti taglia la gola. Adesso poi si usano i tagli di gola, le chiamano decapitazioni ma sono sgozzature quelle che noi vediamo, quindi non te lo so dire, insomma. So che i medici non sono pagati bene, se fanno la professione a tempo pieno nell'ospedale, insomma, hanno qualche problema anche economico, è sicuro. Per un tempo i medici avevano degli stipendi alti ed erano anche oggetti di caccia di chi voleva fare una famiglia robusta e solida. Adesso il medico non è più un oggetto di caccia, anzi è una persona che deve scusarsi perché non garantisce sempre un reddito sufficiente per una famiglia e per un progetto, diciamo, filiale, se vuoi. Quindi a me piacerebbe molto che ci fossero degli equilibri più avanzati, come piace a te, la nostra amica che hai telefonato. L'altro tema era... Ho 2 telefonate in linea. Ma io devo rispondere all'altro tema, sai, dopo finisce che... Dai, vai avanti. No, ho capito bene adesso la bariatrica. Allora, scusa, sentiamo questa nuova arrivato. Benvenuta, chi è? Pronto? Benvenuto o benvenuta? Benvenuto Claudio dalla provincia di Bergamo. Ciao. Benvenuto Claudio dalla provincia di Bergamo. Io avevo sentito un soffio, un rumore, mi sembrava quasi un soffio, insomma, indistinguibile il sesso. Adesso capisco. No. Ciao Claudio. Ciao. Dimmi. Io quello che dico è, con quello che è successo a Roma, penso che sia il momento di battere il chiodo finché è caldo, tipo coi costi standard. Quando hanno dimostrato che dietro questo ci sono delle grandi truffe, e comunque dietro questo anche nella sanità molte persone in molte regioni soprattutto non si sono assunte le responsabilità di quello che fanno, manipolando dei soldi in maniera schifosa, sapendo che questo c'era la mafia, la camorra, l''ndrangheta. Quando la Lega ha sempre manifestato il suo disappunto di fronte a questa gestione, ma dove sono i politici? Adesso anche la sinistra... Sono falliti, molti di loro sono falliti, soprattutto quelli che obbediscono, capisci, agli interessi di coloro che non vogliono i costi standard, perché il costo standard, capisci, è un costo che non permette il pizzetto, hai capito? E allora chi vuole applicare i costi standard non piglia i voti dal centro e dal sud, e di conseguenza è minoranza. Non c'è dubbio. Quello che dico io è per questo che non si riesce ad applicare, perché noi sappiamo esattamente che cosa sono i costi standard. Io li ho quantizzati 5 anni fa
e sono ancora quelli, ma non li vogliono applicare perché perderebbero i voti dei loro clienti che condizionano la loro elezione in Parlamento Allora, siamo in pubblicità. Intanto mi sono ricordato anche la risposta che devo dare alla terapia bariatrica e di conseguenza dopo la pubblicità darò subito risposte e poi attendo altre vostre comunicazioni, perché con le vostre comunicazioni noi cresciamo. Via la pubblicità. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine. Eccoci, quindi il caffè padano, il consumo dei prodotti padani. Forza ragazzi, dobbiamo lanciare il nostro PIL, la nostra produzione, noi facciamo quel che possiamo, anche in Europa stiamo lavorando per portare avanti il PIL della Lombardia associati ad alcune regioni europee, l'Europa delle regioni dello sviluppo tecnologico, quelli che fanno eccetera. Rispondo so che ho una telefonata, rispondo rapidissimamente all'amico che parlava della terapia bariatrica. Allora, il nostro concetto in regione, quando noi si governava in regione, era questo. La prima visita non può avere una lista d'attesa superiore a. Se ha una lista d'attesa superiore a, il direttore generale non becca il premio di raggiungimento dei risultati, che sono 40.000 euro alla fine dell'anno, tanto per darne una. Secondo elemento, se è una visita di controllo, cioè per esempio un paziente ha una patologia e il medico programma una visita di controllo a 6 mesi, quella non è una lista d'attesa, è una lista programmata e di conseguenza qualcuno può dire questo. Poi, perché abbiamo stabilito questo? Perché abbiamo dato dei termini per definire un principio fondamentale, che era quello: la lista d'attesa non può compromettere lo stato della salute del cittadino, quindi non deve permettere una progressione della malattia. E quindi ci sono delle liste d'attesa di alcune patologie che sono compresse a 30 giorni, a 60 e quant'altro. Il problema grave, e quindi le patologie
che non hanno una compromissione grave possono avere una lista d'attesa più lunga di quelle che hanno una compromissione più veloce. Questo è il nostro concetto, abbiamo fatto le nostre classifiche, abbiamo dato i nostri riferimenti, dando come 90 giorni al massimo di lista d'attesa, cosa che oggi mi viene detto che non è così. Non posso avere questi dati, non è il mio compito ora, mi occupo di altre cose, però c'è un altro problema che ho precisato. La comunicazione allo sportello non è controllata, per cui ci potrebbe essere qualche furbetto che dice la lista d'attesa è a 6 mesi, c'è il dottor Brambilla che invece ti vede fra 2 giorni se vuoi, però devi pagare. Allora c'è un messaggio falso, induttivo, per promuovere quella che è la libera professione intramurale o addirittura la libera professione basta. Questo è il problema della lista d'attesa, credo di essere stato chiaro. Per favore, il nostro amico che vuole parlare con noi. Pronto? Eccomi qui, la nostra amica. Oh, buongiorno. Allora, non lo dica. Da dove? Siamo in 2. No, siete in 2. La radio, lei dovrebbe gentilmente... Con chi parla, la donna o l'uomo adesso? Io sto parlando con una donna. Allora sono io. Senta, allora non lo dica a Genova che io ho fatto l'OCT per gli occhi, sì, e per la visita oculistica ci vogliono 16 mesi. Avendo una maculopatia degenerativa e la rete che si sta rovinando. Da dove, signora? Da dove telefona? Da Genova. Ho capito. Beh, signora, che si sta di male? Noi abbiamo parlato delle regole che governano il nostro sistema sanitario in Lombardia, non posso rispondere alla Liguria. Mi dispiace di questo. Perché chiaramente non è un vantaggio che dà al cittadino, ma è un danno. Scriva all'assessore e glielo dica. Pronto? Siamo pronti? Tutto c'è da aspettare più di un anno. Però io non so, pronto? Sì, signora, ascolto. So se lei può rispondermi, se parla solo di medicina o anche di qualcos'altro. No, questa è dedicata alla sanità, questa nostra comunicazione. Non vorrei invadere le competenze, diciamo, della politica dei politici. Noi siamo politico-tecnici che lavoriamo, capiamo bene la politica della sanità, però la vogliamo sganciare, non del tutto ovviamente, da quelli che sono i problemi emergenti nella politica, invece quella politica con la P maiuscola, che è per esempio la mafia capitale o quant'altro. Io penso che lei voglia parlare di questo, però attenda l'occasione di avere al microfono un responsabile politico che ovviamente in questo momento potrebbe chiamarsi Matteo Salvini. E lui le dà le risposte precise nell'ambito della politica con la P maiuscola, perché è responsabile della politica della Lega e quindi è l'uomo che ha la capacità decisionale e di indirizzo politico. Grazie signora. Allora, bene, allora io vi parlerò, tanto che aspettiamo che qualcun altro riprenda la pazienza di attendere, no? Perché forse qualcuno aveva fatto perdere con queste risposte, no? Vi dico una cosa, non ditemi la regione perché non voglio mettermi nei guai. C'è una regione, è un esempio che vi faccio, che ha pensato che ci sono gli ospedali importanti in cui ci devono stare le specialità e altri ospedali che hanno una missione di tipo più comunale, più territoriale, che non è esattamente quello che ho detto io, ma non è la regione Lombardia. Bene, mi telefona una collega che conosco da tantissimi anni, sposata, con figli, eccetera, che è una oncologa da 35 anni, si occupa di terapia oncologica con gli acceleratori lineari, che sono bestie che oggi costano 6-5 milioni di euro. Okay? E ne ha 2 e ha 500 pazienti che vanno in questo ospedale dove avrebbero deciso di sopprimere le specialità. Quindi questa signora qui non si sa dove vada e mi chiede che cosa deve fare. E io ho detto che se ha 500 pazienti, bisogna che i 500 pazienti non soffrano di questa chiusura in termini di allungare la lista d'attesa dei loro interventi. E non so come si possa fare, perché lei ha a disponibilità 5 ospedali dove sono tutti pieni in lista d'attesa
di oncologici, ok? E di conseguenza chiaramente ne viene un danno a questi 500, perché dovunque vadano allungano la lista o dei locali o la loro. E poi mi ha chiesto anche che cosa succede a lei, e io ho detto che ci sono tanti strumenti, adesso che è appena passato il Job Act, che dice: se una professione non mi interessa più, ma voglio tutelare la salute economica dell'individuo, lo demansiono e gli do lo stesso stipendio di prima. Per cui potrebbe capitare a lei, 35 anni di esperienza contro le malattie oncologiche, potrebbe capitare a lei di doversi occupare a leggere il giornale e a fare la rassegna stampa prendendo lo stesso stipendio di prima. Questo è ovvio. Questo è il Job Act, lo dice il Job Act. Ok, quindi questa potrebbe avere un'altra alternativa, prendere e andare a lavorare in un'attività privata, perché allora là lei ha un'attrazione fortissima e sarebbe un boccone molto importante per un erogatore privato, cosa che lei non vuole fare, perché gli porterebbe 500 cittadini che hanno apprezzato il suo lavoro. Quindi noi stiamo perdendo le intelligenze. Ma qual è il fine disegno? Portare tutto a Roma, far partire l'assicurazione privata e finalmente non finanziare più il sistema sanitario con 109 miliardi che mettono nelle tasche di quelli che fanno i procuratori di voti a questi signori. Questo è un disegno, è un'idea che ho, ma è un fine disegno, perché tutto, se metti insieme il puzzle, capisce benissimo abbattere la competizione dei paesi, delle regioni che producono, Lombardia, Veneto, eccetera, eccetera. Riuscire a fare i tagli lineari anche alle regioni che sono in parità di bilancio, in modo che siano costretti a fare i debiti. Insomma, se mettete insieme tutte queste cose, è un magnifico giochetto per fare che una sanità finanziata dal pubblico con le tasse del cittadino da quando c'è la Repubblica Italiana, no? Queste tasse poi finiscono con altri obiettivi, perché gli assicuratori privati cominciano ad assicurare la gente. L'altro ieri uno mi ha detto 400 euro per questo esame, 600 per quest'altro, io con 1000 euro mi faccio l'assicurazione privata e mollo il pubblico. Ma non ha capito che molla tutta la contribuzione che lui ha versato e la lascia allo Stato, che userà questi soldi chissà per cosa fare, ma non la sanità, perlomeno di qualità come questa. Avanti prossimo, vedo che c'è la regia che si innervosisce, altrimenti mi fa 111, no ma scherzo, lui, stiamo sorridendo. C'è una persona ancora al telefono, sentiamolo. Assessore? Eccomi qua, no, assessore, già assessore. Luciano Bresciani è l'anagrafe adesso, è bellissimo. Sono Marco di Cassano Magnago. Ciao Marco di Cassano Magnago. Tutto bene. Sei di un paese famoso, sei di un paese famoso. Sì, dici com'è la situazione delle sacche di sangue che ci iniettano a noi negli ospedali, perché io ho sentito stamattina da Semi Marin che dall'87 in poi ci sono morto 600 persone per sangue che arriva infetto dai paesi dell'est. Ne siamo sicuri di quello che ci mettono nelle vene o dobbiamo preoccuparci? No, ciao, tante cose. Ciao, sì. Ciao. No, ti dico questo, amico di Cassano Magnago, ti dico che il sistema sangue della regione Lombardia è inossidabile, non potrà certamente mai avvenire questo, hai capito? Stai tranquillo, abbiamo un sistema di controllo che è incredibile. Ci hanno chiesto di esportare il nostro sistema anche all'estero, però noi possiamo esportarlo solo dove c'è il volontariato, dove c'è il sangue garantito. Andiamo tranquilli per questo. Qualche errore tecnico è possibile, è successo, il danno adesso verrà pagato, però è successo molto tempo fa, però siamo molto tranquilli e molto sicuri col sangue. Vai tranquillo. Pronto? C'è qualcun altro? Ecco, avete capito? Quindi questi giochetti qui che si fanno sembra nulla, ma invece c'è un fine disegno proprio sottile. Poi magari io vengo chiamato come una persona che fa il dietro angolista, no? Scomodo sicuramente, ma guardate che le cose che vi ho anticipato ho l'orgoglio di dirvi che sfortunatamente sono avvenute, e continua questa progressione verso la centralizzazione del sistema, hai capito? E in modo da mettere nelle mani di 10 uomini tutto il paese e possibilmente renderlo succube e coloniale nei confronti dell'asse franco-tedesco. E questo purtroppo noi rischiamo anche di avere magari un grande capo della Repubblica Italiana che ha lavorato moltissimo per questi elementi. Attenzione ragazzi, attenzione, perché noi dobbiamo stare attenti, noi abbiamo il diritto
di votare. E chi non lo fa perde questo diritto e forse anche la dignità di cittadino. Perché il voto è fondamentale per fare la democrazia. Quando non c'è il voto, non c'è la democrazia, arriva la tirannide. Non c'è santi. L'ha scritto Platone tanto tempo fa, ma non per darmi delle arie, perché è una roba che mi sono ricordato, l'ho vista scritta sui muri della scuola, sai così. Quando non c'è la democrazia c'è la tirannide. La democrazia si costruisce andando a votare, non stando a casa dietro le finestre, oppure andare a fare caccia, pesca e sport e magari fare una partitina di golf che poi ti costa carissima. Ricordiamocelo questo, dobbiamo ricordarcelo molto. Altra cosa importante, io speravo che ci fosse il nostro amico Simone, che ogni tanto fa mascalzone perché non viene qui a lavorare con noi, ma lui è impegnato in regione e ha dei problemi seri, perché ovviamente oggi gli impegni sono importanti, di conseguenza evidentemente è stato bloccato. Mi diceva che oggi lui avrebbe voluto parlare di una intervista che è stata fatta dal direttore generale della sanità della regione Lombardia, Bergamaschi. Mi pare il Corriere, perché io non l'ho letto, io sto preparando un grosso convegno all'estero fra le regioni che si sono alleate, che abbiamo alleato quando ero assessore, per creare lo sviluppo tecnologico sanitario insieme, per trovare le strade, per sconfiggere questi percorsi che non sono opportuni. Però il discorso è che mi si diceva che c'è la prova che la cura del cronico che noi abbiamo lanciato 4 anni fa, peccato che non si è fatta menzione di questo, ha dato dei risultati positivi e che mi è stato riferito per telefono, poi magari sono inappropriato e mi scuso, non ho potuto leggere il giornale per impegni che mi hanno veramente coinvolto moltissimo. Abbiamo questo incontro fra 2 giorni e quindi devo preparare bene questo percorso, perché gioco anche un po' il nostro destino là o il destino della sanità perlomeno. Allora mi si diceva che ha dato dei buoni risultati e mi ha citato delle cifre che io non vi cito perché personalmente posso aver capito male, però i buoni risultati che mi ha citato con quelle cifre che mi ha citato non bastano, bisogna fare di più. Bisogna lavorare molto di più sull'organizzazione, sulla struttura del sistema per la cura del cronico e sulle funzioni, perché la sanità è cambiata. Dall'acuzie la dominanza adesso diventa un problema del cronico, il quale per il 48% nella vita di un anno viene ricoverato in ospedale. E quindi praticamente è come se stesse in un girello. Ha una malattia cronica, ma entra in ospedale per una piccola complicanza ed esce dall'ospedale e poi rientra per un'altra e ancora via. Quindi bisogna organizzare molto meglio il sistema. Questo noi abbiamo lanciato 4 anni fa e mi si è detto che si è ridotto del 5% il ricovero dei pazienti e che i pazienti sono contenti di questo trattamento nelle applicazioni sperimentali che noi abbiamo fatto. Bene, noi ci aspettiamo che raddoppi questo fenomeno, perché ci è stato dato dal sistema di simulazione israeliano che diceva che il 48% dei ricoveri può ridursi al 20-22%. Il 5% è il 10% semplicemente nel 48% e di conseguenza possiamo raddoppiare il risultato. Però bisogna muoversi molto bene e presto su un sistema diverso di organizzazione, perché il cronico non è acuto e di conseguenza ha bisogno di un'osservazione diversa da quella che noi stiamo facendo oggi, altrimenti non si complicherebbe per il 48% di volte in un anno. Ok? C'è una telefonata? Eccola che arriva. Pronto, salve, sono Alfredo da Sesto. Oh, Alfredo da Sesto, ma parli adagio perché siamo vicini e di conseguenza... No, vai. Va bene. Senta, io volevo volare molto più basso, sì. È una cosa che... Ma noi non voliamo alto, noi siamo in piedi, non siamo sdraiati. Ecco, questo gli argomenti sono di tipo filosofico. Dai. Volevo dire... No, non è filosofia questa. No, ascoltami, non voglio fare una discussione con te perché tu hai il diritto di avere il tuo pensiero. Questa non è filosofia, Che un malato cronico abbia il 48, cioè 48 malati su 100 cronici sono ricoverati in ospedale.
vanno ricoverati in un anno in ospedale. Il cronico costa il 48% per ricoveri ospedalieri, il che vuol dire che se noi riusciamo a controllarlo bene, lo teniamo a casa con i suoi affetti, con la sua televisione, con le sue cose, e lo controlliamo, e c'è il modo per farlo, è inutile che lo dica, lo stanno scrivendo gli altri nel patto della salute, per esempio, che l'hanno colto da noi, perché noi l'abbiamo predicato da tanto tempo, e tu riduci dal 48 al 25% i ricoveri, tu hai risparmiato un pacco di milioni di euro e fai star meglio il paziente, perché dura di più e dura a vita lunga. Quindi non è filosofia, è realtà. L'abbiamo applicato 5 volte su 5 regioni in Lombardia e abbiamo risultati positivi, non abbastanza positivi rispetto a quello che ci attendavamo. Di conseguenza la risposta è: bisogna fare di più, bisogna muovere i neuroni, il cervello, hai capito? Quindi scusa, ma non è filosofia. Dai, vai avanti tu. Molto più semplice, vai. Da metalmeccanico. Sì. Come mai per risparmiare abbiamo tolto il pulmino interno all'ospedale maggiore, per cui se uno deve andare dal sud al nord deve farsi 3 chilometri dentro? Ecco, perché mi sembra un risparmio banalissimo quello lì, proprio inutile. Bravo. Allora, ti do questa risposta. Qualcuno pensa che tagliare si risparmi, no? È tagliare i costi impropri, le funzioni improprie che serve, non tagliare le funzioni che servono, perché quel pulmino lì verrà sostituito o dall'apparato locomotore del paziente, con un danno per il paziente perché non è così simpatico, ovvero perché il pulmino serve per coloro che hanno difficoltà di movimento, o altrimenti la funzione la trovano appaltando il servizio a un altro che costa di più della funzione stessa. Quindi quando si fanno i tagli delle funzioni non necessarie, non delle funzioni necessarie come queste. Hai ragione tu, bisogna che imparino i nostri amministratori. Altra? Pronti? Siamo ancora pronti per un'altra risposta. Forza ragazzi, andiamo veramente col mitragliatore oggi, eh? Dai, forza. Dottor Bresciani, buongiorno. Ciao, buongiorno, con chi parlo? Renato, dunque. Allora, io sono Luciano Bresciani, lasci perdere il dottore, quando il camice magari mi chiami dottore, ma solo per una questione di responsabilità. Dai. Allora, premesso che anche le cure preventive del tumore, quando è stato asportato, si curano spesso con la chemioterapia, che ha dei costi altissimi per la sanità, e secondo me lì le case farmaceutiche sorridono. È vero, è possibile che oggi per nuove frontiere si possa curare, si possono curare eventuali recidive con aspirina per quanto riguarda i farmaci e con aloe vera per quanto riguarda dei rimedi naturali. Grazie. Bravo, è una risposta che io non riesco a dare perché non abbiamo le prove scientifiche di questo. Conosco da studi fatti che nel Messico, che usano moltissimo l'aloe, hanno una riduzione delle frequenze tumorali, però potrebbe essere legato ad altro. Il tumore non viene per una causa sola, è multicausale. L'aspirina è un grande farmaco, però bisogna provarlo, insomma. Quello che ti posso dire è questo: ci possono essere delle improprietà nell'uso della chemioterapia o delle terapie, insomma, successive a quella generale della cura del tumore, diciamo, come corpo fisico. Poi parlo delle radiazioni, è possibile che ci siano delle esuberanze, fra virgolette, però quello che ti voglio dire è che i nostri malati che hanno il tumore oggi hanno la speranza di vita che come minimo è raddoppiata rispetto a quelli che avevano i nostri malati 10 anni fa, non di più. Capisci? Quindi vuol dire che vanno bene fino a quando non si prova che c'è un altro farmaco che costa meno e che dà dei risultati migliori o uguali. Però bisogna provarlo scientificamente. Il pensarlo, insomma, non avere la prova in mano non può garantire di fare una terapia alternativa, che è ovviamente la voglia di altri interessi che non sono quelli ovviamente delle industrie farmaceutiche. Vedo che la regia mi dice che stiamo finendo il nostro programma. Mi dispiace perché sono stato molto volentieri con voi oggi, che avete fatto una bella ora dinamica di domande e io che ho registrato ovviamente.
Ah, c'è un'altra telefonata. L'ultima telefonata, forza. Dimmi. Una domanda rapida, veloce, che ha 2 domande. Cosa mi dice del metodo MC, Marco Corti, e del metodo americano, mi sfugge il nome, quello naturalistico? Oh, qui mi trovi veramente impreparato. Qui mi hai fregato. È raro che uno mi freghi così, vero regia? Non so cos'è il metodo MC. Lo seguo per radio. Per? Il nostro amico diceva che ci ascolta per radio. Sì, non so darti questa risposta. Bisogna che mi documenti. Allora, per quanto riguarda il metodo MC non è difficile. Per quanto riguarda il metodo americano, che mi hai detto, è un po' troppo vago. Non lo so che cosa intendi con il metodo americano. Se vuoi, telefona alla regia, lasci il numero di telefono e facciamo un discorso più ampio per capire qual è la risposta che tu mi stai chiedendo, perché sai, con MC è una sigla che ce ne saranno almeno altre 100. Se vai nel computer e scrivi MC, vedi che risposte ci sono. Devo studiarla, però questa è una conoscenza che non ho, e poi magari invece ce l'ho profondamente, perché non capisco che l'MC corrisponde a quella determinata conoscenza che io credo di non avere, invece ho. Vi saluto tutti, signori. Allora, posso dirvi una cosa: sarei felice se nulla a voi avesse nociuto il buio di questa notte, il buio che ci stanno procurando questi signori che stanno governando. Il buio. Arrivederci. Viva la Padania!